Ciao, la videoricetta di oggi è il risotto al radicchio. Vediamo meglio gli ingredienti che ci servono per farlo. 150 g di radicchio pulito e tagliato in listarelle, una cipolla tagliata in quarti, 30 g di olio extravergine di oliva, 300 g di riso tipo Roma, 75 g di vino bianco, 750 g di acqua, un dado di carne o un cucchiaio di dado di carne bimbi e per finire 50 g di parmigiano reggiano e una noce di burro per mantecare. Come primo passaggio mettete 750 g di acqua e un dado di carne o un cucchiaio di dado di carne bimbi all'interno di un pentolino, mettetelo sul fuoco e lasciate che vada in ebollizione. Nel frattempo noi continuiamo. Prendiamo la nostra cipolla tagliata in quarti e la inseriamo all'interno del boccale e selezioniamo 5 secondi velocità 7. Riuniamo il tutto sul fondo, aggiungiamo ora 30 g di olio e il nostro radicchio tagliato in listarelle. Richiudiamo il boccale e selezioniamo 4 minuti, 100 gradi, velocità mestolo. A questo punto inseriamo all'interno del boccale il vino e il riso e impostiamo 3 minuti, 100 gradi, tasto inversione, velocità 1. Aggiungiamo all'interno del boccale 750 g di brodo e impostiamo 13 minuti, 100 gradi, velocità mestolo, sempre col tasto inversione inserito. Una volta terminati i 13 minuti controllate la cottura. Se non dovesse soddisfarvi, selezionate altri 2 minuti, sempre 100 gradi, sempre velocità mestolo. Ok, adesso il risotto è perfetto. Trasferiamolo all'interno di una pirofila o di una risottiera e fate mantecare con un po' di parmigiano reggiano. Il risotto a radicchio è pronto. Io vi ringrazio di aver guardato la mia ricetta e vi attendo alla prossima.